Ogni 10 capannoni nella Marca, uno è dismesso, un problema ambientale, paesaggistico, strutturale. Questo è il dato di partenza del nuovo studio della Confartigianato che fotografa un territorio dove il consumo di suolo resta un fenomeno grave, nonostante sia gradualmente in diminuzione da 7 anni a questa parte, ovvero dal 2016. La percentuale 16,7 colloca Treviso al secondo posto in regione dopo Padova. Per intendersi, a livello nazionale il consumo di suolo è poco sopra il 7%, meno di 12 se si guarda il Veneto nella sua interezza. A preoccupare in particolare gli artigiani trevigiani sono quei 670 capannoni inutilizzati che si trovano fuori dalle aree produttive, delle vere e proprie bombe di degrado da riconvertire nel più breve tempo possibile. Per Oscar Bernardi, presidente di Confartigianato Marca Trevigiana, serve un cambio di passo per evitare di trovarsi in un prossimo futuro con aree urbane fatiscenti e degradate. Le soluzioni chieste a Regione e Governo sono principalmente due: agevolarne l'abbattimento applicando i crediti edilizi o trasformarli in studentati, asili, luoghi sociali. Rigenerazione sembra la parola d'ordine anche all'indomani del nuovo fronte politico aperto dal sindaco di Treviso Mario Conte sulla necessità di un nuovo grande piano casa nazionale, proposta che la Regione è pronta a sostenere. Ma noi ci siamo, condividiamo la sfida del sindaco Conte, ci siamo rispetto all'ospitalità, coscienti del fatto che comunque questa è una delle emergenze sociali.